Nessuno poteva pensare, immaginare o sperare che 8 anni fa, post referendum, avremmo avuto l'autonomia in 448. Ma da qui ad 8 anni ad avere zero, e qualcuno sta continuando a dire sì sì l'autonomia è legge, mi verrebbe da dire che è una presa per diciamo, è una presa per i fondelli, per essere più leggero. Io ricordo le parole, potrei virgolettarle, di Luca Zaia, nel quale diceva mi farei anche arrestare pur di avere l'autonomia. Diceva che era la madre di tutte le battaglie, diceva che era il suo must. Perché? Perché l'ha usato mille volte, almeno 4-5 in campagna elettorale. In queste 4-5 volte ha sempre detto dobbiamo batterci per l'autonomia, eccetera, eccetera, poi alla fine in realtà non abbiamo avuto assolutamente nulla. Vorrei mettere il dito nella piaga per capire com'è che ha lavorato la Regione negli ultimi tempi proprio in merito alla sanità. Non più tardi di 6 mesi fa, la Regione ha utilizzato artifizi e raggiri, che un avvocato può tranquillamente dire di cosa si tratta. Qualcuno direbbe truffa, per andare a modificare quelli che sono i parametri legati alle liste d'attesa. Sono riusciti a trasformare un dato negativo in un dato, non dico positivo, ma meno negativo, grazie al fatto che attraverso artifici e raggiri hanno fondamentalmente fregato i veneti dicendo no, noi siamo bravi perché riusciamo a mantenere liste d'attesa in un certo modo. Ora, se questo è il modo di migliorare la sanità in Veneto, Dio ce ne guardi e ce ne liberi, perché effettivamente credo che non siano questi i parametri con i quali uno si aspetta il migliorare il tutto.